Sono 4 i candidati a sindaco per la città di Agrigento, 322 gli aspiranti alla carica di consiglieri comunali per 24 posti presenti nelle 14 liste elettorali. Il presidente della regione, Senato Schifani, ha nominato i nuovi 3 assessori, completando la squadra di governo: Nuccio Albano alla famiglia, Elisa Ngaia alle autonomie locali e Marcello Caruso alla sanità. Presentata oggi a Villa Genuardi la nuova campagna di sensibilizzazione contro le truffe agli anziani, Io non ci casco. I carabinieri di Agrigento in visita istituzionale all'arcivescovo Damiano visitano anche il museo diocesano. Ricordato oggi a Palermo Pio La Torre e Rosario Di Salvo a 44 anni dalla loro uccisione. La società Castrum Favara ricorderà Gabriele Vaccaro domenica 3 maggio nella prepartita contro l'Enna, ultima giornata del campionato di Serie D. Buongiorno, benvenuti col nuovo appuntamento di TV Notizie di oggi 30 aprile, giovedì. Sono 4 i candidati a sindaco, 322 aspiranti consiglieri comunali per 24 posti disponibili nelle 14 liste elettorali. Il nostro servizio. Sono 4 i candidati a sindaco per la città di Agrigento che concorreranno alla carica di sindaco, una competizione che si preannuncia molto aperta, di cui non si possono fare precisioni certe. Il centrodestra si presenta spaccato, non riuscendo a trovare l'unità che tanto veniva auspicata da Roma. Da una parte Dino Alonge, sostenuto da Fratelli d'Italia, Forza Italia, MPA, UDC e diverse liste civiche. Alonge ha più candidati al Consiglio Comunale, ben 120. Dall'altro lato Luigi Gentile, appoggiato dalla Lega, Democrazia Cristiana, Noi Moderati e Sud Chiama Nord, con il sostegno politico dell'ex sindaco di Agrigento, senatore Calogero Sodano, che ha scelto di non candidarsi. Accanto a quest'area ci sono anche riferimenti nazionali come Saverio Romano e Cateno De Luca. Gentile è sostenuto da ben 82 aspiranti al Consiglio Comunale. Una frattura significativa che potrebbe incidere sugli equilibri elettorali e rendere più difficile il secondo turno. Sul fronte progressista il candidato è Michele Sodano, sostenuto dal Partito Democratico, Italia Viva e Controcorrente e altre liste civiche, una coalizione che punta alla compattezza su un progetto amministrativo orientato al rilancio delle città, tra servizi, sviluppo e attenzione al territorio, sostenuto da ben 72 candidati al Consiglio Comunale. Completa il quadro Giuseppe Di Rosa, espressione di un'area civica che si propone come alternativa ai poli tradizionali, con propria lista e un'impostazione fortemente autonoma, sostenuto da 48 candidati nelle liste che lo appoggiano. 4 candidati e numerose liste a confronto che entrano nel vivo proprio in queste settimane con incontri pubblici, programmi e strategie varie per intercettare il consenso degli elettori. Il candidato Alonge ha già presentato ufficialmente la sua candidatura, così come l'ex parlamentare Michele Sodano, affiancato dall'onorevole Ismaele Lavardera, così come anche Giuseppe Di Rosa, che ha già iniziato da tempo la sua campagna elettorale, girando per i vari quartieri della città alla cattura del voto. L'onorevole Luigi Gentile lo farà a breve. Diversi consiglieri comunali uscenti che tentano la riconferma, come Gerlando Piparo, Simone Gramaglia, Flavia Contino, Sergio Burgio, Pasquale Spadaro, Giuseppe La Felice, Roberta Zicari, Davide Cacciatore, Giovanni Civiltà, Antonino Amato, Ilaria Settembrino, Alessandro Sollano, Angelo Vaccarello, Marco Vullo, Valentina Cirino e Alessia Bongiovi. Non ci sono invece ricandidati consiglieri comunali uscenti come Pietro Vitellaro, Teresa Nobile e Mario Fontana. Poi ci sono i casi di genitori in cui i figli percorrono le strade opposte. La consigliera uscente Alonge, eletta con Diventerà Bellissima, non si è ricandidata, al suo posto ci sarà il padre Gerardo, medico con un passato già da consigliere comunale. Tra le file della Lega invece c'è Alessia Cantone, figlia dell'ex assessore e consigliere comunale Carmelo, che ha scelto di non ricandidarsi. Insomma, è un voto che arriva in una fase delicata per la città e che dovrà certamente delineare il futuro amministrativo di Agrigento. Al momento l'ipotesi di un ballottaggio resta quella più percorribile.
2 i candidati a sindaco al comune di Camastra alle prossime amministrative di maggio. Si tratta di Gero Bellomo e l'uscente Dario Gaglio. A supporto di Bellomo la lista Siamo Camastra, a sostegno di Gaglio la lista civica Progetto Camastra. Il presidente della regione siciliana, Renato Schifani, ha nominato 3 nuovi assessori, completando così la squadra di governo di Palazzo d'Orleans, il servizio dei colleghi di Trapani. Erano le 18:48 di ieri, mercoledì 29 aprile, quando l'ufficio stampa dell'esecutivo regionale comunicava alle redazioni titolando: Giunta regionale, Schifani nomina 3 nuovi assessori, Albano, Ingala e Caruso. Le edizioni cartacee dell'Isola stamane pubblicano invece, ad esempio, rimpasto in formato ridotto, salvati 2 assessori a giudizio per corruzione, oppure ancora Caruso, Ingala e Albano, 3 nomi che lascerebbero troppi scontenti e ridisegnano i rapporti di forza nella coalizione del centrodestra di governo siciliano. Questo invece quanto pervenutoci a mezzo mail. Antonio De Luca, ad esempio, capogruppo all'Assemblea regionale siciliana del Movimento 5 Stelle, afferma: finita la farsa, la DC torna in giunta, ma non era mai uscita, e continua: la montagna Schifani anche stavolta ha partorito il suo topolino. I giochi di potere che hanno tenuto sotto scacco i siciliani per mesi interi sono arrivati al capolinea, con un epilogo degno di questo governo incapace di rompere il suo immondo patto elettorale. È sempre De Luca che scrive: è finita la farsa della finta estromissione dopo lo scandalo Cuffaro. La Democrazia Cristiana Nuova formalmente torna in giunta, anche se nei fatti non era mai uscita. L'ennesima presa in giro dei siciliani. E cosa fatta? A questo punto De Luca si avvia a conclusione e si interroga: adesso che sono terminate le trattative che hanno paralizzato l'ARS in questi mesi, la maggioranza troverà quella compattezza mai avuta o proseguirà nelle sue infinite liti? Purtroppo moltissimi conoscono già la risposta. Continua: a questa domanda, così come la conosciamo noi, il governo Schifani e la sua sgangherata maggioranza continueranno a tenere in ostaggio la Sicilia sino al prossimo turno elettorale, quando finalmente i siciliani li spazzeranno via. Schifani, approfondiamo noi, ha nominato 3 nuovi assessori, completando così la squadra di governo di Palazzo d'Orleans. Entrano in giunta Nucci Albano, medico legale, perito e consulente di tribunali e procure della Sicilia, che torna a occupare il posto all'assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro. Elisa Ingala, commercialista, già assessore comunale a Caltanissetta e amministratore giudiziario di aziende sottoposte a sequestro preventivo, che guiderà l'assessorato della funzione pubblica e delle autonomie locali. Marcello Caruso, già assessore comunale palermitano e provinciale, presidente della municipalizzata Amia e amministratore unico della SAS, nuovo assessore alla salute. Vengono coperti i 2 assessorati. Questo invece è l'ufficio stampa del governo Schifani, che dal 10 novembre scorso erano rimasti ad interim nelle mani dello stesso presidente, mentre Caruso subentra a Daniela Faraoni. E il governatore Chiosa: si ripristina la giunta al completo, condizione per proseguire con ancora maggiore efficacia in quest'ultima parte della legislatura l'azione amministrativa e dare piena attuazione agli impegni assunti con i siciliani. Quello che ci va giù fermamente è il segretario isolano del PD, Anthony Barbagallo, che scrive: Schifani vara la nuova giunta, siamo alla sagra della poltrona. Ecco l'operazione camouflage. Ci ha regalato un'altra delle sue trovate sorprendenti. Ritorna in giunta Nucci Albano, silurata mesi fa perché appartenente alla Democrazia Cristiana Nuova di Cuffaro. Lo è ancora, ma evidentemente oggi va bene così. Ma il colpo da maestro, continua ancora Barbagallo, arriva all'assessorato alla salute, orfano già di Salvatore Iacolino, defenestrata Daniela Faraoni, difesa ma non troppo. Al suo posto arriva un esperto indiscutibile del settore, ironizza Barbagallo, ovvero Marcello Caruso. Siamo alla sagra della poltrona, torna a dire il segretario isolano dei Dem. A Palazzo d'Orleans si esce dalla porta e si entra dalla finestra, mentre Schifani ignora i veri problemi della Sicilia. Lo capiamo, continua, troppo impegnato a tessere la tela di giorno e a scucirla di notte. E concludendo afferma: secondo il principio che le leggi per i nemici si applicano e per gli amici si interpretano.
Oramai già ex assessore alla salute Daniela Faraoni traccia un bilancio di quanto fatto, come le case di comunità e lo smaltimento delle liste di attesa. I colleghi di Palermo. La Regione siciliana si è impegnata in questo ultimo periodo a cambiare il volto di questa nostra organizzazione sanitaria regionale, che vuole essere sempre più vicina al cittadino, sempre più vicina al bisogno dei pazienti. Siamo già in una buona fase di realizzazione del PNRR con le case di comunità e gli ospedali di comunità. Le case di comunità ormai stiamo arrivando al numero di 100. Per fortuna abbiamo avuto un riallineamento delle scadenze e quindi, così come in tutto il resto d'Italia, le nostre attività saranno chiuse entro il 30 giugno. Si tratta chiaramente di un rush finale difficilissimo, difficoltosissimo non solo per le aziende ma anche per tutta l'organizzazione, che ovviamente dovrà in breve tempo chiudere un percorso che è stato difficile ma che ci vede comunque tra i primi d'Italia nella realizzazione di un progetto molto ambizioso. Oggi siamo in una realtà in cui la sanità vuole sempre più prendersi carico del bisogno della gente. Stiamo lavorando per l'abbattimento delle liste d'attesa e siamo fieri nel poter affermare che quello che riguarda i tempi brevi o urgenti da rispettare per l'espletamento delle attività vengono rispettati. Stiamo facendo un ulteriore sforzo sulla rimanente modalità di composizione delle liste d'attesa e stiamo lavorando anche su interventi importanti che riguardano grandi ospedali che daranno un nuovo volto alla regione. Oggi, per esempio, a breve inizieranno i lavori per la realizzazione del nuovo ospedale pediatrico della regione siciliana a Palermo, che sarà un polo di eccellenza e potrà dare anche non solo alla Sicilia ma alle regioni del sud delle risposte che in questo momento i cittadini sono costretti a trovare o al Gaslini o al Bambin Gesù di Roma o comunque in altre realtà del nord d'Italia. Abbiamo la serenità del lavoro che è stato compiuto con grande impegno e grande abnegazione da parte di tutti gli operatori, da parte di tutte le aziende. Siamo consapevoli che c'è ancora una lunga strada da percorrere e c'è ancora un gap da colmare rispetto a delle realtà più evolute, ma sono sicura che la Regione riuscirà in breve tempo anche a superare il regime di continuità dell'azione amministrativa a questi nuovi risultati. Presentata oggi la nuova edizione della campagna informativa Io non ci casco contro le truffe agli anziani, finanziato dal Ministero dell'Interno in collaborazione con il Comune di Agrigento. Noi abbiamo seguito l'evento. Assessore Marco Vullo, oggi a Villa Genuardi si presenta la nuova campagna di Io non ci casco, alla luce del grande apprezzamento che ha avuto la precedente. Ecco, parliamo di questa iniziativa e di quali saranno le prossime tappe di questo nuovo percorso. Inizia un nuovo viaggio, Io non ci casco, nipoti digitali 2.0, e questo il tema nuovo della campagna, perché oltre ai nipoti digitali avremo le sentinelle digitali, i ragazzi delle scuole superiori, e continueranno anche i ragazzi delle scuole medie a lavorare a fianco dei propri nonni, degli anziani, per, come dire, combattere questo odioso fenomeno delle truffe agli anziani. Quest'anno delle novità, soprattutto dal punto di vista dello spot, il nuovo spot che presenteremo questa mattina grazie a un grande lavoro della Sabatteri Produzioni, e poi ci sarà la collaborazione con Poste Italiane, perché saremo presenti negli uffici postali per fare la campagna di sensibilizzazione. Sono delle tappe che stiamo programmando, e ancora nelle scuole, ancora nelle associazioni, nelle parrocchie, insomma un grande lavoro in sintonia con le istituzioni per cercare di dare un segnale rispetto a questo odioso fenomeno che stiamo cercando di contrastare, e la campagna sta ottenendo dei grandi risultati. Quali saranno le peculiarità di questa campagna di sensibilizzazione che purtroppo vede il fenomeno agli anziani delle truffe quotidianamente perpetrarsi?
Allora, noi ci siamo ancora quest'anno per il terzo anno consecutivo a portare avanti il progetto Prevenzione e Contrasto delle truffe agli anziani, Io non ci casco. Il progetto è nato già circa 3 anni fa grazie al finanziamento della Prefettura e del Ministero degli Interni per il tramite della Prefettura di Agrigento. Il Comune lo porta avanti anche attraverso diversi modi di comunicazione. Il primo anno abbiamo lavorato molto con le parrocchie e gli enti patronati per coinvolgere direttamente il territorio, quindi gli anziani e i soggetti più fragili. Dall'anno scorso abbiamo iniziato a coinvolgere i ragazzi, che attraverso questo scambio intergenerazionale riusciamo a coinvolgere meglio gli anziani, quindi i propri nonni, e avvicinarli di più a capire quindi meglio il linguaggio della tecnologia. Prefetto, il Ministero degli Interni rifinanzia la campagna sulla sicurezza degli anziani dal progetto col Comune di Agrigento Io non ci casco. Sì, rifinanzia anche per quest'anno questa progettualità che io ritengo assolutamente strategica e fondamentale. È un fenomeno che nel nostro territorio è marcatamente presente. Le forze di polizia svolgono un ruolo fondamentale e strategico anche loro, perché nelle attività di indagine sono riusciti anche a individuare parecchi casi di truffe nei confronti degli anziani. Però è chiaro ed evidente che l'azione repressiva non è solamente quella che dobbiamo attuare, perché la prevenzione, la sinergia e la collaborazione con gli enti istituzionali paralleli a quelli della prefettura e delle forze statuali è assolutamente fondamentale. Quindi questo è il motivo per cui il progetto che oggi il Comune ripropone un po' con una formula analoga a quella degli anni precedenti, ecco, costituisce anche un'azione preventiva sul territorio. Facciamo in maniera tale che sia sempre più capillare l'informazione e soprattutto alle popolazioni più vulnerabili. I cittadini anziani sono così messi nelle condizioni, ecco, di apprendere quali sono le strategie sul territorio e soprattutto, ecco, essere sensibilizzati su quello che ruota intorno alle truffe. Quindi ritengo assolutamente strategico questo progetto e quindi è la prova sintomatica, ecco, di come la sinergia nell'ambito del territorio produca risultati in maniera efficiente ed efficace. Io sono fermamente convinto che il Ministero dell'Interno, sì, ma anche la Prefettura nell'ambito del Comitato Ordine e Sicurezza Pubblica svolge un compito pure parimenti importante, nel senso che questa fenomenologia viene sempre attenzionata dalla parte del sottoscritto e con un dialogo costante con i rappresentanti delle forze di polizia, e questo ha consentito anche di individuare, come ho detto poc'anzi, spesso autori di queste truffe. Quindi ritengo che ci siano tutti gli elementi per cui non dico che si possa debellare questo fenomeno, ma comunque arginarlo sicuramente. Il vostro contributo è importante in questa campagna contro le truffe agli anziani? Ben-vengano questi tipi di iniziative, perché servono a scoraggiare coloro che vogliono approfittare degli anziani, di coloro che possono cadere in queste truffe. Siamo qui a livello preventivo per poter far conoscere alle persone quali sono gli strumenti per poter fronteggiare questi tipi di attacchi veri e propri alle persone che sono cosiddette vulnerabili in questo caso. Quindi oggi noi qua presenteremo quello che fa la Polizia di Stato quando riceve questo tipo di segnalazioni e cosa facciamo. Quindi ringrazio coloro che hanno organizzato questo tipo di convegno e spero che ce ne siano tanti altri nel futuro. Sì, oggi viene presentata questa ennesima edizione, qualcosa di meraviglioso, di importante che il Comune ha voluto, però in collaborazione con le istituzioni e con tutte le forze dell'ordine hanno collaborato, i risultati si sono visti. Io voglio ringraziare il mio assessore Marco Ullo, la dottoressa Teresa Urso, che per quanto riguarda la nostra amministrazione si sono spesi tantissimo. Ringrazio anche a Campisi che gestisce egregiamente l'app La città di Agrigento e che quindi è un mezzo fondamentale per combattere anche queste truffe. Che dire, io sono ormai agli sgocci del mio mandato, però spero che questo progetto possa andare avanti, importantissimo per la nostra società. Al via a Montevago i lavori per attivare la sorgente idrica San Nicola, necessaria al prelievo di alcuni litri di acqua necessario al fabbisogno cittadino. L'opera, promossa dall'ATI Agrigento 9 in collaborazione con l'AICA, ha avuto un costo finanziato di circa 350.000 euro. Il servizio.
prendono il via i lavori per mettere in sicurezza intanto questa parte di territorio, incanalare la sorgente San Nicola perché l'acqua veniva dispersa e nello stesso tempo dare la possibilità di utilizzare, e questo deve essere chiaro, il comune di Montevago è stato autorizzato dal Genio Civile a prendere 3 litri d'acqua al secondo, il comune di Santa Margherita farà la stessa cosa. Dall'altro lato faremo in modo che ci sia intanto una vasca d'accumulo capiente, perché l'acqua deve anche decantare, e dopodiché realizzeranno in questo piccolo appezzamento di terreno un bevaio, in modo tale che chi arriva e ha necessità di prendere l'acqua lo possa fare con velocità e in maniera agibile. Io oggi sono molto contenta, innanzitutto perché questa è una zona, è stata lasciata all'abbandono totale, una zona impervia su cui oggi si sta lavorando per renderla sicura. E dall'altro punto di vista perché quando 2 anni fa siamo stati invitati come sindaci e quindi come prima autorità per la salute pubblica a cercare risorse e fonti d'acqua per poter immetterla nelle reti, ho segnalato anche tra le altre anche questa sorgente, perché ancora una volta, lo voglio ribadire, la norma è chiara, l'acqua non appartiene a nessuno, non ha assolutamente un proprietario e meno che mai non è il comune a detenerne il potere. L'acqua è del demanio, l'acqua non è manco di AICA né di ATI, l'acqua è pubblica, è di tutti e si utilizza per gli scopi di cui si ha necessità. Quindi oggi per me è una giornata importante perché questi lavori sono stati annunciati 1 anno e mezzo fa, abbiamo avuto il finanziamento e oggi si sta completando quello che era stato già detto e programmato. Il Consiglio Comunale di Montevago nella seduta di ieri ha approvato all'unanimità il regolamento per la rottamazione quinques su proposta del sindaco Margherita Larrocca Ruvolo. La misura consentirà ai cittadini di Montevago di regolarizzare la propria posizione debitoria nei confronti del comune attraverso agevolazioni e riduzioni di tributi comunali come l'IMU, la Tari, le sanzioni amministrative, le violazioni del codice della strada. Al fine della definizione agevolata, il debito deve risultare da una o ambedue le seguenti fattispecie: un'ingiunzione di pagamento emessa entro il 31 dicembre 2025 o un accertamento esecutivo emesso entro il 31 dicembre sempre dell'anno 2025. C'è attesa quest'anno per l'appuntamento del 3 maggio a Favara, se da tradizione la comunità celebra l'Invezio Crucis, ovvero il ritrovamento della Croce di Cristo con il pellegrinaggio al Calvario. L'edizione 2026 si preannuncia storica. Per la prima volta i fedeli potranno pregare nella cappella dinanzi a un'autentica reliquia della Santa Croce, un frammento del legno rinvenuto a Gerusalemme che apparterrà al tesoro della comunità ecclesiale locale. I confratelli e le consorelle della confraternita della Santa Croce del Calvario si alterneranno nel servizio di apertura della cappella e nella vigilanza, garantendo l'accoglienza devota dei pellegrini. Gli ufficiali del Comando Provinciale dei Carabinieri hanno incontrato l'arcivescovo Monsignor Alessandro Damiano e visitato il Museo Diocesano, il nostro servizio. Sua Eccellenza Monsignor Alessandro Damiano, arcivescovo metropolita di Agrigento, ha accolto presso il Palazzo Vescovile il colonnello Nicola De Tullio, comandante provinciale dei Carabinieri, accompagnato dagli ufficiali del Comando Provinciale. L'incontro si è svolto in un clima di viva cordialità, reciproca vicinanza istituzionale, offrendo l'occasione per rinnovare il legame tra l'arcidiocesi agrigentina e l'Arma dei Carabinieri, entrambi profondamente radicate nel territorio, accomunate dall'impegno quotidiano al servizio della nostra comunità. Nel corso del saluto l'arcivescovo ha espresso la propria personale riconoscenza all'Arma dei Carabinieri per la presenza costante e discreta assicurata in tutta la nostra provincia, sottolineando il valore di un servizio che, oltre alla tutela della legalità e della sicurezza, rappresenta per i cittadini un concreto punto di riferimento, soprattutto nei momenti di maggiore difficoltà. Il colonnello De Tullio, a nome degli ufficiali presenti, ha ringraziato Monsignor Damiano
per l'accoglienza e le parole di stima rivolte all'istituzione, ribadendo la volontà dell'Arma di continuare a operare con senso di responsabilità, spirito di servizio e attenzione verso le esigenze delle comunità locali. A testimonianza della stima e della gratitudine per l'incontro, il comandante provinciale ha donato all'arcivescovo un quadro raffigurante la caserma dell'Arma Biagio Pistone, sede del comando, realizzato dall'artista agrigentino autodidatta Salvatore Alaimo. Con la tecnica dell'incastrazione urbana a mano libera, un dono simbolico nel quale l'immagine richiama il valore della presenza dei carabinieri come presidio di legalità, prossimità e fiducia nel cuore delle comunità. Al termine dell'incontro, il Palazzo Vescovile e gli ufficiali si sono recati presso la Biblioteca Lucchesiana, dove sono stati accolti dal direttore Dolangelo Collura, il quale ha illustrato la storia della prestigiosa istituzione culturale agrigentina. La mattinata è proseguita presso la chiesa di Santa Maria dei Greci, centro storico, un luogo particolarmente suggestivo, un sito che più di altri racconta la stratificazione millenaria della nostra città. La visita si è conclusa al Museo Diocesano di Agrigento, dove la direttrice Domenica Brancato ha accompagnato gli ufficiali lungo il percorso museale, illustrando le opere d'arte, le testimonianze storico-religiose che documentano secoli di fede, cultura e identità del territorio. Al termine della visita nei giardini del Vescovo si è tenuta una riunione operativa tra gli ufficiali dell'Arma, contestualizzando un incontro nell'ambito di una visita culturale legato all'idea che chi è chiamato a servire una comunità può farlo al meglio se coltiva la conoscenza dei luoghi e dei relativi tesori storici, artistici e culturali. Svolta nelle indagini sul pestaggio di un sedicenne all'estero di un locale della Movida sabato sera nella zona Lido dei Fiori, nella località balneare di Menfi, l'aggressione di gruppo è scattata per il rifiuto di consegnare un accendino. I carabinieri della stazione di Menfi, a conclusione di una breve attività investigativa, hanno identificato e denunciato 4 giovani, 3 alla procura presso il Tribunale dei minorenni di Palermo, 1 alla procura della Repubblica di Sciacca. L'ipotesi di reato contestata dai militari è quella di lesioni personali, ma le indagini proseguono per accertare anche il coinvolgimento di altri soggetti. Identificato e arrestato un altro giovane nell'inchiesta sul tentato omicidio di un 19enne avvenuto nella notte tra il 19 e il 20 aprile a Canicattì. Si tratta di un coetaneo, Carmelo Pio Di Vinci. Sarebbe lui l'ultimo ragazzo che quella notte, in compagnia di altri 3 giovani, avrebbe teso un agguato al rivale. 3 indagati sono già stati arrestati e portati in carcere. Di Vinci, difeso dall'avvocato Benvenuto, comparirà nelle prossime ore davanti al GIP del Tribunale di Agrigento. E il GIP del Tribunale di Agrigento, Alberto Lippini, in accoglimento della richiesta dell'avvocato Lacola, ha sostituito la misura cautelare nei confronti del 29enne di Canicattì, accusato di maltrattamenti in famiglia, estorsione consumata e tentata. Avrebbe minacciato di morte la mamma con un coltello e un martello per farsi consegnare i soldi destinati all'acquisto di sostanze stupefacenti. Il giovane dal carcere passa agli arresti domiciliari in una comunità con l'applicazione del braccialetto elettronico. Secondo la ricostruzione dei fatti, il 29enne avrebbe sottoposto la madre a continue minacce e violenze per ottenere il denaro necessario per comprare la droga, in particolare crack ed eroina. In un anno le avrebbe estorto circa 10.000 euro. Linea alla regia per la pubblicità. A Palermo il ricordo di Pio La Torre e Rosario Di Salvo a 44 anni dall'uccisione. Per il presidente della Commissione Antimafia Cracolici non è solo memoria, ma metodo attuale contro le mafie. I colleghi di Palermo. 44 anni dopo, ricordare La Torre non è solo un atto di memoria, ricordare la storia di un uomo assieme a Rosario Di Salvo che hanno contribuito a cambiare la Sicilia. Ma abbiamo l'obbligo di pensare a quei valori e a quel metodo con cui La Torre affrontò nel suo tempo
i temi della lotta alla mafia per capire oggi come combattere una mafia che torna a farsi sentire, torna in qualche modo a essere presente nelle borgate di Palermo, nella Sicilia, con la presenza inquietante di armi, torna a esercitare una funzione di intimidazione e di condizionamento della vita pubblica attraverso l'arma della corruzione. Oggi la corruzione costituisce una grave emergenza in cui faremmo un grave errore se la leggessimo soltanto come un atto di mera sudditanza di alcune persone verso altre. La corruzione è un metodo di infiltrazione nel sistema pubblico da parte anche delle organizzazioni mafiose e quindi la lotta alla corruzione deve costituire un impegno anche con una strumentazione legislativa che oggi, alla luce di quello che sta avvenendo, appare insufficiente a contrastare la corruzione, l'infiltrazione, e appare in qualche modo evidente che alcuni pezzi dello Stato sono inermi nei confronti del fenomeno corruttivo. Il comune di Cammarata aumenta l'orario di lavoro a 90 lavoratrici e lavoratori part-time, l'apprezzamento della funzione pubblica della CGIL che afferma come, grazie a un contributo regionale di oltre 90.000 euro, il comune di Cammarata ha disposto l'aumento dell'orario di lavoro settimanale per 90 dipendenti a tempo parziale, un risultato significativo frutto dell'impegno dell'amministrazione comunale, in particolare del sindaco Giuseppe Mangiapane e della segretaria comunale Rossella Stornaiolo, che hanno scelto di procedere con tempestività. Nella mattinata di ieri è avvenuta la firma dei contratti. Per questi lavoratori e lavoratrici la prospettiva del tempo pieno diventa più vicina. L'orario settimanale passa infatti a 30 ore, con un conseguente aumento delle retribuzioni e della contribuzione ai fini della pensione. Beneficeranno dell'incremento anche i 5 dipendenti provenienti dal bacino ASU recentemente stabilizzati. Domenica 3 maggio è la prima del mese, quindi ingresso gratuito nei luoghi della cultura. Il Parco archeologico e paesaggistico Valle dei Templi apre le porte offrendo passeggiate naturalistiche e laboratori del ciclo Flora, percorsi primavera che mette al centro il paesaggio nei luoghi che rientrano nella governance del parco, coinvolgendo le famiglie del territorio, i giovani e il pubblico di domani. Oltre la mente, il potere del cuore quantico è il tema dell'incontro che si svolgerà a Naro in contrada Fontana di Rose nella location dell'agriturismo Stella di Rio. L'appuntamento è previsto per la giornata di sabato 2 maggio a partire dalle ore 9.30 sino alle 17.30. Relazionerà e incontrerà gli intervenuti Tiziana Viglioni, che è la fondatrice della scuola Il Cuore come strumento di pensiero. Parteciperà all'evento la geriatra Gera Destro, la quale afferma, specialmente nella terza età, corpo, mente e cuore chiedono un nuovo equilibrio che si realizza non soltanto in ambulatorio geriatrico, ma anche e soprattutto nella vita di tutti i giorni. E la società Castrum Favara ha organizzato un omaggio a Gabriele Vaccaro in programma domenica 3 maggio alle ore 14.30 nel prepartita della sfida casalinga contro l'Enna, ultima giornata del campionato di Serie D Girone I. La famiglia del giovane calciatore favarese riceverà un dono floreale direttamente sul terreno dello stadio Bruccoleri di Favara, in quello stesso campo dove Gabriele aveva trascorso alcuni degli anni più significativi della sua breve vita. La società del Castrum ha inoltre lanciato un appello ai tifosi presentarsi allo stadio in anticipo rispetto all'orario di inizio del match per partecipare al momento commemorativo e tributare il giusto riconoscimento al giovane scomparso. Nella giornata di venerdì 1 maggio sarà garantito il regolare svolgimento della raccolta dei rifiuti su tutto il territorio agrigentino. Il servizio porta a porta per le utenze domestiche e non domestiche seguirà
il normale calendario di conferimento previsto per la giornata di venerdì. Si comunica tuttavia che nella medesima giornata di venerdì 1 maggio il servizio Isola Ecologica Mobile presso la frazione di Villaggio Peruzzo sarà sospeso a partire da sabato 2 maggio e fino al 20 settembre 2026. Entreranno in vigore nuove modalità di conferimento presso le isole mobili nelle frazioni di Villaggio Peruzzo, turno del venerdì, e Villaggio Mosè, turno del sabato. E questo è tutto per l'edizione odierna di TV Notizie. Vi ricordiamo che i nostri programmi si possono vedere in tutta Italia sul canale 268 del digitale terrestre, in streaming sul sito www.televideoagrigento.tv, il telegiornale sul canale 93 di Video Sicilia alle 15 alle 20 e replica la mattina alle 9. I nostri servizi si possono visionare inoltre sul canale YouTube di TVA Televideo Agrigento. E questo è tutto e vi auguriamo un buon 1 maggio.